Siamo con padre Arcesio. Qual è la motivazione della sua esperienza e da dove viene? Senz'altro della preghiera, del rapporto con il Signore che ci spinge a fare quello che noi non possiamo fare, però nel suo nome ci mettiamo a fare e Lui lo fa. La preghiera, la contemplazione, l'esperienza di Dio che è povera però che cerchiamo di farlo ogni giorno, è questo che ci fa fare quello che cerchiamo di fare nel suo nome. E cosa vuol dire per te la parola provvidenza? La provvidenza è sapere che tu sei tanto povero che non puoi fare niente, allora ti metti nelle mani di Dio, ma non per restare lì e per cercare di trovare qualsiasi cosa, qualsiasi risposta, e sapendo che il Signore ti dona quello che tu non hai per gli altri. Allora cominciamo a fare le cose, il Signore ci dona i soldi, il cibo e tutto quello che abbiamo bisogno. Niente di più ma niente di meno quello che abbiamo